Ciao a tutti! Oggi prepariamo i cannoli siciliani. In una ciotola mettiamo farina, zucchero, strutto, marsala, grappa e aceto bianco, un cucchiaino di caffè, cannella e cacao amaro, un pizzico di sale ed impastiamo per qualche minuto fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Copriamo con un canovaccio e lasciamo riposare circa 30 minuti. Intanto prepariamo la crema, passiamo al setaccio la ricotta ben sgocciolata, aggiungiamo zucchero, gocce di cioccolata e essenza vaniglia e amalgamiamo bene tutti gli ingredienti. Su un piano da lavoro con un po' di farina dividiamo l'impasto e iniziamo a stendere una sfoglia. La ripieghiamo su se stessa per più volte e infine stendiamo una sfoglia super sottile. Questo dovrebbe essere lo spessore. Con un coppapasta da 10 cm tagliamo dei cerchi, la pasta che rimane la rimpastiamo. Diamo al cerchio una forma più ovale e lo avvolgiamo intorno agli appositi cilindri per cannoli precedentemente unti, bagniamo un po' le estremità e chiudiamo pressando bene. Ne friggiamo pochi alla volta in abbondante olio fino a doratura. E ancora caldi li sfiliamo. Passiamo la crema in una sacca a poche per farcire i cannoli e li decoriamo a piacere. Una spolverata di zucchero a velo e sono pronti. Possiamo conservarli vuoti per più giorni in sacchetti per alimenti. Sono davvero deliziosi, troppo buoni. Devi assolutamente provarli e farci sapere nei commenti se ti è piaciuta questa ricetta.